Quarta corsa, una bella prova per cavalli di 5-6 anni, vincitori da 20 a 65.000 euro in carriera. Non c'è Explosive Nobel, sono in 5 dietro le ali della macchina, 1 Dani Pan, Maurizio Cheli, 2 del Monica Ferm, Daniele De Muru, 3 Dark Lady Day Room, Roberto Ruvolo, 4 Enki Brown F, Manuel Pistone, 5 Explosive La Torre, Giuseppe De Filippis. Favori divisi equamente tra Dark Lady Day Room ed Enki Brown F. Macchina che inizia ad accelerare sulla prua di sinistra, non tocca l'ala Explosive La Torre, che non partecipa alla fase di lancio. Sbaglia del Monica Ferm. Parte. Enki Brown F cerca di scavalcare Dark Lady Day Room e ci riesce sul palo, è già davanti. Dark Lady in seconda posizione, in terza c'è Dani Pan, mentre Explosive La Torre ha sbagliato. Ambio. Rimangono così in 3, nettamente avanti a del Monica Ferm, che si è rimessa ma chiaramente ha regalato troppi metri. 200 metri in 14,7, Enki Brown F al comando nei confronti di Dark Lady Day Room e poi Dani Pan. Le 3 in fila indiana. Passano gli 400 di corsa in 34. Enki Brown F ha preso la testa e ora amministra le operazioni. Dark Lady Day Room segue seconda, avanti a Dani Pan, si va a ricongiungere del Monica Ferm. 600 metri iniziali passati dalla figlia di Man of Many Mission in 46,9. Ritmo molto blando ora, quello imposto da Manuel Pistone al comando. Esposta Dark Lady Day Room, che prova ad andare all'attacco a un giro dalla fine, frazione in 15,3, 1, 2 e 2 per i primi 800 di gara. Enki Brown F al comando, di fuori Dark Lady Day Room, alla corda Dani Pan, 1,17,1 in 1000 metri iniziali. Guida sempre Enki Brown F con al suo esterno Dark Lady Day Room, poi Dani Pan del Monica Ferm. 400 al palo, 13,8 la retta di là per Enki Brown F, che è in vantaggio. Dark Lady Day Room è richiesta per tenere il contatto, poi Dani Pan del Monica Ferm. Siamo a 200 dal palo, Enki Brown F entra in retta d'arrivo in vantaggio in maniera parecchio comoda. Stacca Enki Brown F all'ingresso della dirittura d'arrivo. Enki Brown F vince come vuole, prende la testa e non si fa mai impensierire, vince netta nei confronti di Dark Lady Day Room al terzo del Monica Ferm. C'è 28,2 per gli ultimi 4, 56,9 per gli ultimi 800, 1,14. Manuel Pistone in salchi all'allieva di Mariona Tinchi, il team nero e verde, i colori di Francesca Crispino. 5 anni da Man of Many Mission ed Etna Sec, vince in comodo percorso di testa la quarta corsa dal Savio di Cesena.